seconda edizione Ironman 70.3, ecco, cosa porta per il territorio questo tipo di grandi eventi? Ci permette di far conoscere la città a un potenziale di 1 milione di atleti del circuito Ironman. Abbiamo 60 nazioni iscritte, abbiamo gente proveniente da tutta Europa, da tutto il mondo. Dal punto di vista ricettivo e della località, calcolando che più o meno abbiamo 1600 iscritti e che ogni iscritto in questo momento porta 2,5 tra accompagnatori e persone al seguito, con una media di permanenza sulla città dei 4 giorni, quindi sono 12-15 mila presenze. È un brand riconosciuto a livello mondiale, uno dei brand più importanti sportivi, e soprattutto il binomio tra questo brand e la comunità di Jesolo, del territorio, della regione, ha creato un mix, una miscela vincente. È un percorso estremamente veloce sia nella frazione bike come nella frazione run, quindi sarà l'occasione per tantissimi atleti di fare il proprio personal best, cioè quindi il miglior risultato sulla distanza del 70.3. Fra gli italiani secondo me c'è qualcuno che può puntare al podio, almeno al podio, perché vedendo i risultati che hanno fatto nelle ultime gare i nostri atleti hanno grandi possibilità. Sicuramente c'è un esordio importante o quasi esordio, che è quello di Alessandro Fabian, il nostro miglior italiano di sempre alle Olimpiadi in Inghilterra, quindi a Londra. Vediamo che cosa potrà portare a casa da questa prima esperienza sulle lunghe distanze. Invitiamo la città a vivere l'evento e a non sopportarlo, ma appunto ad esserne partecipi. Ironman e Jesolo è un connubio che vogliamo sempre più sviluppare e che può portare grandi opportunità per questo territorio. La gara è assolutamente fantastica, a noi piace ritornare quest'anno e l'anno prossimo, e piacerebbe anche di più di rinnovare per almeno altri 3 anni, o se si può un po' in più anche.